La gente deve evitare assolutamente di transitare. Il pericolo è reale, serve sicuramente un intervento urgente. Strada provinciale 140 General Giardino, lungo il Monte Grappa, versante trevigiano, resta chiusa e lo sarà per parecchio tempo. Massi ciclopici la minacciano nel pieno dell'esplosione della stagione del Grappa che porta in quota i turisti e gli animali tra i pascoli. Inimmaginabile attendere di avere il denaro per risolvere il problema. Il summit di questa mattina chiede aiuto alla regione. L'appello è quello che noi tutti abbiamo deciso di fare da questo tavolo, è un appello proprio di pronto soccorso da parte del governatore ad aiutarci a trovare soluzioni economiche. La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa e il tratto intercluso è bypassabile tramite un'ex strada militare Col Serai Campo Croce. Dovremo fare intanto un intervento provvisorio per mettere un po' in sicurezza la strada e consentire il transito. Una spesuccia da 15.000 euro. Un episodio questo che torna a puntare i riflettori sullo stato d'abbandono della montagna a causa dei mancati finanziamenti alla provincia. Abbiamo già sollevato le istanze ai più vari livelli e questo ovviamente ha portato a uno stato di abbandono di tutta la viabilità, non solo del Grappa oserei dire.